carissima amica e sorella Giulia, risplendì dal su per tutti noi come stella luminosa e indicarci le vie dell'amore. Celebrati questa mattina nel Duomo di San Matteo ad Asiago i funerali di Giulia Rigon, la 31enne trovata morta in un camper a Bassano del Grappa, decesso per il quale è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato il compagno Enrique Capellari. In molti hanno riempito il piazzale della chiesa e si sono stretti intorno alla famiglia, a papà Adriano, a mamma Oriana e alla sorella Valentina, per dare l'ultimo saluto a lei che in molti la riconoscevano come donna introversa, fragile, un po' insicura, ma tenace e caparbia allo stesso tempo. Ti sei dovuta scontrare presto con delle difficoltà che ti hanno impedito di vivere la vita con spensieratezza. E lentamente le chiacchiere leggere di una ragazzina che ha tutta la vita davanti a sé si sono trasformate in lunghi silenzi. Il tuo sguardo si è spento, diventando a tratti cupo, a tratti vuoto. La gioia di vivere ha lasciato il posto alla malinconia. Sorriso dolce e occhi pieni di luce. Giulia aveva scelto di allontanarsi da casa per vivere appieno il suo amore, un amore che la famiglia definisce difficile e instabile e che l'avevano portata a chiudersi in se stessa, rendendola ancora più fragile. E quando con pazienza, aiutata da chi ti voleva bene, hai ritrovato la serenità, sentendoti pronta al lavoro e alla vita che finalmente sembrava sorriderti, eri al settimo cielo. E con te lo eravamo tutti noi. È così che vogliamo ricordarti, Giulia, con gli occhi pieni di luce e il sorriso dolce di quest'estate.